E amici di Striscia Napoli, ed eccoci qui ringraziando il comando dei Carabinieri di Torre del Greco, gli unici che sono intervenuti a questa situazione, ringraziando anche loro ovviamente per questo intervento, e abbiamo una testimonianza. Io sono quello della moto, ho rotto la ruota davanti e la ruota dietro e sono caduto. Cosa è successo? Fortuna non mi sono fatto niente. Meno male. Però sono andato al comune a dire che quella strada ci sono i buchi, mi hanno detto che è della provincia. Mo' a chi mi deve rivolgere per fare questo reclamo? O al comune di San Sebastiano o alla provincia? Alla provincia. L'avvocato mi ha detto deve andare prima al comune di San Sebastiano. Ma purtroppo questo accade in tutta la regione Campania e noi non sappiamo i soldi ovviamente di questi cittadini dove vanno a finire questi soldi. Certamente non in mare, ma noi abbiamo questi problemi così veramente che si vedono a occhio. Rischiano la vita i cittadini, gli automobilisti e i centauri rischiano la vita a questa situazione e gli altri si fregano i soldi. Ma io capisco, però una telefonata lei non la può fare a queste persone che dovrebbero intervenire qui, che sono vostri colleghi? Lavorano nel vostro reparto? No, io ce lo posso dire. Ah, glielo potete dire? Sì, vi posso rimanere il mio numero? Ah, mi può rimanere il mio numero, il vostro numero? Certo, magari aspettiamo la telefonata, perché ci sono anche i carabinieri, sono arrivati. Contatto direttamente con la... Ma non mi risponde nessuno, stiamo contattando, chissà come mi ha risposto lei. Sì, 334. 334. Questo è il nostro numero. Vabbè. Aspettiamo la sua chiamata? Adesso ci va a fare l'imbasciata alla seconda. Sì. Che non compete a noi. Sì. Magari noi aspettiamo anche qui, ci sono anche i carabinieri, i vigili urbani, stiamo tutti qui. Va bene. Ci manca solo il giudice. Va bene, la ringrazio. Ragazzi, per fortuna stiamo risolvendo il problema, stanno risolvendo anche loro il problema, perché veramente era un problema piuttosto grave, e adesso noi ringraziamo anche la seconda viabilità di Napoli, cari amici. She's a monster, beautiful monster, beautiful monster, but I don't mind. Oh, and I need her, said I need her, beautiful monster, but I don't mind. Oh, no, I don't mind. I don't mind. I don't mind. No, I don't mind. I don't mind. I don't. No, I don't mind. Amici, Guardate qui, guardate dalle immagini, cari amici, come si può rimanere in sofferenza un animale in questo modo? Come si può ancora oggi nel 2012 avere questa crudeltà nei confronti di questo animale che è rimasto paralitico per tutta la sua vita? Non si può questo fa parte di ignoranza e di crudeltà. Il bene esiste, dobbiamo distruggere il male. Il male sono queste persone che fanno questi gesti. Il male sono queste persone che fanno questi gesti, e questi sono gesti veramente cattivi, cari amici. Che non c'è soldi per pagare. Quindi ovviamente non c'è nemmeno i soldi per mangiare. Si paga il pigione con gli arretrati del reddito di cittadinanza, adesso non pagano più e sto con i pigioni sotto. Quindi vedete che problemi veramente ci sono qui, cari amici, che ci state guardando da casa, e soprattutto Logicamente, perché per mangiare faccio debiti, dico quando vengono quei soldi vi pago. Adesso vogliono essere pagati e questi soldi non sono mai aspettate questi soldi naturalmente. per pagare i debiti. Sperate molto su questi soldi. Sì, se no mi impiccano, in poche parole, vogliono i soldi. Io per mangiare, per andare avanti, chiedo debiti al salmiere, a chi... Sposata, signora? Separata, Separata. C'ha figli? 2, Quindi deve da mangiare anche a questi 2 figli. sì. E purtroppo è un'altra grave conseguenza qui che accade qui a Casavatore, in provincia di Napoli, perché voglio farvi vedere una cosa, perché la signora mi ha dato il permesso di farvi vedere una cosa, ma non al pubblico che si trova a casa, cari amici, no al pubblico che sta a casa, voglio far vedere questa cosa alle istituzioni, a coloro che comandano l'Italia, a coloro che si trovano sui comuni, coloro che quando arrivano a casa non hanno problemi nel frigorifero perché trovano quello che trovano. La signora ha problemi quando arriva a casa, ha problemi economici, ha problemi di salute, ha problemi di far mangiare i suoi bambini perché in questo frigorifero non c'è nulla. Non c'è nulla, e come può lo Stato permettere tutto ciò? È la vergogna, no, per la signora, è la vergogna per voi che permettete tutto ciò. Nel 2010 accade tutto ciò. E noi continuiamo ancora. Le formiche. Ovviamente questa è un'espressione
di rabbia. Questo voglio farvi capire. Giorno dopo giorno affrontare questa vita è stressante, soprattutto sapere che il giorno dopo deve faticare per vedere dove mangiare e portare un piatto a tavola ai suoi figli, perché non c'è lavoro, c'è il massimo di disoccupazione e lo Stato, coloro che dirigono questa città, Casalvatore, Napoli, non interviene a questa situazione che è molto molto grave. E poi un'altra cosa, per le persone comunque che hanno subito dei furti, il ritrovamento di alcuni pezzi che possano corrispondere comunque alle persone che sono state derubate, diciamo, per queste persone c'è qualche speranza? Certo, adesso verificheremo attraverso i telai dei motori, delle auto, delle carrozzerie, laddove è possibile chiameremo i proprietari affinché possano riconoscere la propria merce e restituirgliela. Ed ora ci troviamo nel primo capannone per vedere quanti pezzi ci sono all'interno di questo capannone, tutti pezzi pronti per essere smerciati, pezzi che erano stati rubati da auto e conservati in questi capannoni, proprio pronti per essere messi sul mercato. Guardate amici quanti contachilometri, e direi che c'era veramente una buona organizzazione nel momento in cui ogni contachilometri aveva su scritto il nome e la marca della macchina. Una vera e propria discarica a cielo aperto. Qui possiamo notare dei motori e vari pezzi di auto come ammortizzatori, tutti dei quali comunque non hanno nessuna documentazione e alcuni hanno pochi numeri di telaio, però per la polizia municipale per questa operazione è difficile comunque risalire al proprietario della macchina, in quanto molti di questi pezzi comunque risalgono ad auto rubate, e quindi una vera e propria ricettazione. Anche se questa discarica esiste, pensate, fin dagli anni 80, in continuazione arrivano dei pezzi di motori anche di nuova generazione e modelli nuovi. Questi due motori non corrispondono comunque a nessun proprietario, però l'operazione della polizia municipale è proprio quella di scoprire in che modo sono stati comunque defurtati questi motori ed assegnarli al proprietario. Ed ora possiamo vedere un camion di sportelli che la polizia municipale ha deciso di sequestrare, in quanto sono tutti sportelli di auto non catalogate e secondo comunque alcune ipotesi possano essere sportelli prese da auto rubate. E amici di Striscia Napoli, Pino Grazioli, guardate qui che cosa vi stiamo facendo vedere come immagini in questo momento qui, dove c'è questo riciclaggio di vetture rubate, di tutto e di più. Guardate, cari amici, l'amianto, di tutto e di più. Vi stiamo facendo vedere queste immagini. Ancora pezzi di vetture che vengono rubate. Guardate. Riciclaggio di vetture rubate in tutta la Campania, dove venivano smantellate queste vetture. Cari amici di Striscia Napoli, in esclusiva con Striscia Napoli dimostriamo ancora, con l'operazione della Polizia Municipale di Napoli, vetture tutte smantellate, nuovissime, e proprio una discarica a cielo aperto qui a Napoli centro. Pensate un poco, ci troviamo proprio a Napoli centro, cari amici. Pezzi di tutti i tipi, paraurti, parafanghi, vetture nuovissime, stiamo parlando di vetture nuovissime, e ci sono anche le carcasse di queste vetture che dovremo andare più avanti con la nostra telecamera, cari amici di Striscia Napoli, esclusiva per Striscia Napoli. Questo è tutto ciò che accade a Napoli per tutte le auto rubate, una discarica a cielo aperto dove vengono smantellate tutte vetture che vengono rubate in Campania. Guardate qui che cosa sta accadendo qui al centro di Napoli da oltre 1988. Siamo nel 2011 ed oggi viene tutto smantellato. Guardate, cari amici, tutto esclusivo nelle telecamere di Striscia Napoli. Allora amici, vi facciamo vedere, vi dimostriamo le carcasse delle vetture, i telai, le carcasse. Guardate lì sotto a quel ponte, era un ponte dove circolavano le macchine normalmente, e guardate lì che discarica a cielo aperto. Che cosa accade qui in Campania? Tutte le vetture della regione Campania che vengono rubate vengono smantellate qui, e ovviamente poi pezzo per pezzo vengono rivendute.
Ah, buongiorno a voi, salve. Senta, io la chiamo per denunciarvi una situazione a Casoria che sta accadendo sotto un ponte. C'è un pezzo di lamiera veramente molto pericoloso che sta quasi per cadere. A Casoria, nei pressi del Luci Cinema, il ponte proprio dove si trova Luci Cinema. Si è staccato questo pezzo di ferro che è grandissimo e può cadere addosso a qualcuno, a qualche autovettura, a qualche ciclomotore, è molto pericoloso, perché di sotto c'è anche la strada. Va bene, vi aspettiamo, grazie Redella. Adesso stanno per intervenire i carabinieri di Casoria, sperando che si riesca a risolvere questo problema così grave e molto molto pericoloso. Vediamo dopo, ciao. Signora, la crisi si sente? Sì, si sente e come. Ho tutti i miei figli che non lavorano e con la mia pensione devo aiutare a loro. Con la vostra pensione, ovviamente dovete pagare l'affitto, la luce, Sì, il gas. affitto, luce, gas. Quanti figli avete? 5. 5. Quanti anni ha lei, signora? Io ho 70 anni. A 70 anni dovete pensare ancora all'avvenire dei vostri figli, pensate un poco perché non c'è lavoro. Ora signora, che crisi che c'è? Si sente? Ma troppo, assai. Non si capisce niente più. Quindi nemmeno il casatiello? Neanche casatiello, non abbiamo fatto niente. Come niente mai? regalino, niente per niente. Niente, spesa zero, proprio l'importante. Proprio l'importante. L'importante per voi qual è, diciamo, per portare a tavola? Un piatto di maccheroni. Un gatto di maccheroni? Piatto salsa, di maccheroni. formaggio? Pure senza formaggio. Né secondo né dolce, niente. No, ma signor, voi per amor di Dio, è una cosa che sa. dolce. E posso dirvi una cosa, signora, perché i politici cari che ci guardano, ovviamente adesso ci stanno pure la luce a casa. Mi hanno staccato anche la luce. Pure la luce, stiamo senza la luce. Ah, ecco, allora, vi faccio una domanda a voi, voi non potete mangiare né secondo né primo, niente, è stato rovinato. E perché i politici ovviamente possono avere primo, secondo, dolce? Perché sono tutto mariuolo. Ovviamente sono tutto mariuolo. L'avete detto voi ed è importante, i cittadini, la voce del cuore. Ma la voce del cuore. Tutto mariuolo. Loro sa la panza piena, stanno buono loro e meno. Quindi o saggi non credo riuno. sì, come si chiama? 8 anni, Amendola Salvatore. Salvatore, com'è la crisi? Si sente qui nel negozio? Come? Si sente nel negozio e anche in mezzo al mercato. Quando spendono le persone da voi? Prima spendevano 25, 30, mo 12, 15, si è dimezzato. 12, 15 che cosa? Euro? Sì. Cioè, ma la spesa in una macelleria 12-15 euro di sabato? Ah, sì. Anche nel periodo 7-8 euro. Quindi comprano il giusto. Il giusto per portarlo a tavola della giornata. Sì, questo qua sono 4 di loro in famiglia, 4 fette di carne. 4 fette di carne. No, una in più e ne una. Moralmente come si sente lei? Moralmente per queste persone? No, io non mi abbatto, però mi dispiace perché comunque si sente la crisi. E mi auguro che a migliorare e non che ancora ciò a pensare. Lei a chi ha votato? Berlusconi. Che vergogna, che situazione veramente vergognosa in tutta Italia, solo in Campania accade questo. Ancora oggi nel 2013 Pino Grazioli vi sta facendo vedere tutte queste cose vergognose, cari amici di Striscia Napoli. Guardate, ancora un'altra persona che rimane a piedi. Guardate qui. Salve, vieni cameraman, vieni. Allora, salve, buonasera. Che succede anche a lei? È diventato veramente una situazione da vergogna. Facciamo vedere il triangolo, vedi? Vergogna. Quinta vettura, una dietro l'altro. Eravamo io e mia mamma, a parte lo spavento, ma è una cosa pericolosissima. Cioè, è una questione che si deve risolvere al più presto perché non se ne può più. Ovviamente questa è la rabbia dei cittadini, coloro che onesti, che pagano le tasse e vogliono ovviamente la tutela stradale soprattutto, quindi istituzioni, fate luce a tutta questa situazione, polizia, carabinieri, guardia di finanza, fate luce su questa situazione perché
è agli occhi del pubblico tutto quello che accade. Noi mandiamo le immagini, speriamo che adesso vi soccorrono. Noi abbiamo provato a chiamare la polizia municipale e quando la macchina sarà libera arriveranno. Vergognoso. Ed è anche molto pericolosa questa strada, come dobbiamo dirlo? Glielo stiamo dicendo alla polizia municipale, vogliamo avvertirli a tutti di chiudere questa strada, di mettere delle segnaletiche qua, perché è veramente pericoloso, cari amici. C'è una voragine di circa quasi 15-20 centimetri. Quanto? 20 centimetri. Abbiamo preso un pezzetto di legno, l'abbiamo misurato, è profondo 20 centimetri. 20 centimetri. Pensate a una vettura e gli accade tutto questo con 2 gomme forate. È un ciclomotore, un ragazzo. Morte totale. Morte totale. E voi con quale coraggio continuate ancora a fregare i soldi di questa città? Questa città è arrivata in questo modo per colpa vostra. Vergognatevi, continuate ancora con il nostro servizio, perché noi dobbiamo far vedere la realtà dei fatti, la vera verità. Noi siamo sempre a fianco ai cittadini. Pino Grazioli, Striscia Napoli, vai con le immagini. E a De Magistri io gli ho dato la lettera, e questa lettera dove è andata? Poi ho scritto a Barbara D'Urso, che credo che è una persona umana, no? E ho scritto pure a Quinta Colonna. Io non gliela faccio più, perché io, se non viene questa persona qua, mi stai aiutando questa persona, questa io lo voglio bene a questa persona qua, questo mi stai aiutando, perché questo mi porta da mangiare a me. Va bene, nel piccolo, piccolo suo, e mi porta da mangiare a me, va bene? E io lo accetto con grazia, perché lui lo fa come un fratello. Esatto. Ma cosa dobbiamo fare? Perché io ho caduto ammalato bronchite. Sì. Sì. Non vi state curando? Come mi curo? Non ho soldi per la medicina. Non avete soldi per la medicina? No. Poi avete anche un problema. Sì. Nel parlare. Sì. Quindi purtroppo questa è la situazione. Raffaele, vieni un attimo qua. Allora, telespettatori, Pino Grazioli vi chiede una cosa con il cuore. Se voi potete aiutare queste persone, potete aiutarlo con del mangiare, con dei panni, con un lavoro, soprattutto. Come voi vedete, ovviamente qui stiamo al buio, perché purtroppo ci troviamo in questo stabile sottoterra, diciamo tra virgolette, perché è un interrato dove questa famiglia, marito e moglie, vivono in queste condizioni, senza elettricità, nulla da mangiare, sapendo che anche le istituzioni sono a conoscenza di tutta questa situazione, e noi per l'ennesima volta siamo ritornati qui, veramente che adesso la cosa è tragica. Abbiamo la luce del mio telefonino, come vedete dalle immagini, c'ho il flash quindi attivo, perché stiamo al buio. Queste persone stanno al buio da circa 2 settimane qui, senza luce. La luce è solo quella del mattino, quando riesce ad arrivare qui qualche raggio solare, naturalmente, perché siccome stiamo sotto interrati qui, quindi è uno stabile che si trova sotto all'Ikea, quindi purtroppo loro hanno trovato solo questo rifugio per rifugiarsi dalla pioggia, dal freddo, e cercare di avere 4 mura, tra virgolette, e cercare di vivere non in mezzo alla strada, ma di vivere diciamo sotto un tetto. Ecco, questo è motivo di emozione, soprattutto per la mancanza della sua bambina, e purtroppo pensate, chi madre vorrebbe stare lontano dalla bambina, dai propri figli, e la signora qui è già da tempo che sta lontano dalla sua bambina, soprattutto in un'età dove sta in crescita, e una bambina dovrebbe stare con i propri genitori, ma non lontana dai genitori. Questo è quello che succede ovviamente con la legge italiana, dove non danno un futuro ai bambini, dove non danno un futuro alle famiglie, a conoscenza di queste famiglie dove sanno che si ritrovano in questo modo. Allora lui ogni giorno cerca di scendere per lavorare, cercare di trovare lavoro, cerca di portare anche quella 10 euro di spesa a casa per dar da mangiare a sua moglie, e tutto questo non riesce a farlo, perché trova porte chiuse, perché noi sappiamo la crisi, quello che accade soprattutto in Campania, il lavoro, i negozi che stanno chiudendo giorno per giorno, le persone che falliscono, famiglie che si trovano per strada e famiglie che si trovano in questa situazione così ridotti. E voglio dire che lo Stato non fa nulla.
I politici non fanno nulla per queste persone.